Siamo alla fine del 2020, siamo alla vigilia di Natale e ho approfittato per invitare in studio il dottor Floriano Zambon, che è presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Buongiorno Floriano. Buongiorno. Perché Floriano? Perché essendo presidente di Città del Vino rappresenta un po' tutti noi in Italia, rappresenta anche il Veneto e a fianco al dottor Zambon ho invitato Valentina Vendrame. Buongiorno a tutti. Vendrame, buongiorno. Perché questo lo scoprirete dopo. E poi avremo in linea anche Giorgio Grasso, che è storico e critico d'arte. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, iniziamo con Floriano Zambon. Come dicevo prima, come all'inizio, siamo alla fine del 2020, un anno bruttissimo, un anno che però noi vogliamo superare e arrivare al prossimo anno in maniera più brillante, più libera, perché siamo schiavi di questo Covid. È un'annata sicuramente difficile, un'annata complicata, un'annata unica, spero. Per quanto riguarda i territori del vino, è stata sicuramente un'annata complessa al pari degli altri. La produzione onestamente non è stata male per quanto riguarda la qualità e anche le condizioni climatiche per la produzione. Ovviamente l'associazione di cui sono presidente è l'associazione dei comuni, quindi delle città del vino, non è un'associazione di categoria per quanto riguarda la produzione. Sicuramente i comuni città del vino hanno affrontato questo periodo con grande responsabilità, con tanta trepidazione, però anche con la voglia di non arrendersi. Ecco, io ho registrato una cosa che a me ha fatto molto piacere ad agosto, quando noi facciamo una manifestazione su scala nazionale che si chiama Calici di Stelle. La risposta dei comuni, dei sindaci, è stata una risposta forte, diffusa, e mi piace rilevare che tra i primi ad aderire a questa iniziativa fu proprio il comune di Vò, comune che possiamo considerare simbolo di questa stagione. Per quanto riguarda il futuro, l'auspicio è quello che si riesca effettivamente a superare questo momento di difficoltà. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la nostra rete, abbiamo cercato di mettere in campo le stesse iniziative aggiungendone qualcuna, le stesse iniziative del passato aggiungendone qualcuna, tant'è che nel 2021, proprio per sfida anche a questa situazione, abbiamo pensato di individuare la capitale del vino nazionale. Ormai da più di un decennio si definisce una città europea del vino, lo è stata anche con Conegliano Valdobbiadene nel 2016, nel 2019 abbiamo avuto la zona del Beneventano, del Sannio e della Falanghina, ma dal prossimo anno ci sarà anche una città capitale del vino in Italia e abbiamo fatto una selezione difficile perché non era facile tra tutti i concorrenti che ci sono stati individuare il vincitore, e è emersa tra tutte la città di Barolo in Piemonte, in provincia di Cuneo. Non è un grande centro perché non arriva a 1000 abitanti, però il suo nome è conosciuto. Comunque il riconoscimento non è avvenuto né per il nome né per il blasone, ma è venuto proprio per il progetto bellissimo che loro hanno presentato. Quindi noi guardiamo al 2021 con fiducia. Il mondo del vino tendenzialmente non è un mondo depresso e quindi dobbiamo cercare di dare stimolo e fiducia anche agli altri e, come dico, invitare al consumo del vino responsabile e con intelligenza. Da questo punto di vista va detto che negli ultimi anni c'è stato un bel salto di qualità. Il consumo del vino in Italia era calato, adesso si è stabilizzato. Pensate che un secolo fa si beveva di media 1 ettolitro di vino all'anno, oggi siamo intorno ai 33, 34, 35 litri. A testa, però stiamo parlando di un consumo che è oggettivamente molto più consapevole
anche molto più intelligente, e ci si rivolge a persone che riconoscono il vino. È difficile oggi che qualcuno si avvicini a un banco e chieda qualche cosa di generico. Normalmente sa che cosa chiedere e mutuando anche un ragionamento che è diffuso, ma lo cito perché mi piace, oggi il vino buono si trova un po' dappertutto. Io penso che a livello mondiale la produzione del vino sia di livello buono. Il problema è che... Perché il Cerletti ha formato molta gente che è andata in giro per il mondo. Un buon merito è anche del Cerletti, ecco. Sicuramente. Io credo che il consumo del vino oggi debba avvenire con un approccio che è diverso, non è né alimento né bevanda, ma è poesia della tavola. Nel momento in cui è poesia della tavola deve trasmetterti emozioni. E allora fermiamoci alla poesia. E quindi ci porta all'arte. Fermiamoci alla poesia della tavola, poi ho un'altra domanda da farti nel momento finale. E io direi adesso di far comprendere ai nostri ascoltatori l'inserimento di Valentina in questa intervista. Intanto per dare un tono anche più femminile, altrimenti, Presidente, eravamo soltanto io e te, e anche l'inserimento del dottor Giorgio Grasso, che adesso Valentina presenterà. Prego, Valentina. Certo, sono contenta che sia qua presente anche il mio caro amico, critico e storico dell'arte Giorgio Grasso, che è stato curatore della Biennale di Venezia, anche sotto la direzione di Vittorio Sgarbi. Si è occupato di mostre internazionali e nazionali, quindi si occupa un po' di tutto, oltre a condurre anche trasmissioni TV sull'arte. Sì, quindi è una persona che si dà molto da fare e mantiene molto alto anche l'immagine dell'arte, non solo in Italia, ma anche all'estero. Allora, Valentina, perché è qui con me? Perché abbiamo un progetto per il prossimo anno, vero Valentina? Sì, ne abbiamo parlato progetto. Anche con Floriano Zambon, che è entusiasta, e vedremo di coniugare anche questa trasmissione che andremo a fare io e Valentina con il vino, così inseriremo anche Floriano Zambon. Certo. Perché Valentina? Perché vogliamo dare spazio e voce a 3 categorie che sono, come si dice, certo, molto penalizzate in questo periodo: l'arte, la cultura e il teatro, certo, teatro e cinema naturalmente. Per far questo abbiamo pensato di coinvolgere gli artisti contemporanei giovani, inserendo anche degli artisti maestri, certo, naturalmente nel nostro percorso. Comunque vi faremo sapere quale sarà il progetto vero, e intanto oggi abbiamo veramente il piacere e l'onore di avere ospite il dottor Giorgio Grasso, al quale porgo i miei saluti e dello studio e vorrei passare la parola. Prego Giorgio. Vai Giorgio. No, grazie per l'invito, anche perché in televisione negli ultimi anni si vede molto solo parlare di cibo, che va bene, per carità, perché è una tradizione italiana, ma poco si parla di arte, mentre invece l'arte e la cultura sono fondamentali, sono cibo per l'anima, sono cibo per le emozioni, e quindi è anche, direi, intelligente affiancare il cibo, in questo caso il vino, con l'arte, perché non si può stare senza cibo buono, che migliora la vita, ma non si può stare neanche senza arte e cultura, e soprattutto senza arte visiva. Quindi complimenti per questa idea vostra di dedicare l'anno prossimo una trasmissione all'arte, perché lo fanno i pochi. Invece il mondo ha bisogno dell'arte, il mondo ha bisogno di emozioni, e quindi complimenti a Valentina e a lei che avete ideato questa trasmissione. Grazie Giorgio. Grazie Giorgio. Valentina, tu naturalmente quando ti ho proposto di fare questa trasmissione sei rimasta certo, entusiasta del certo, progetto, e adesso Valentina, che è una pittrice contemporanea, io la conosco da qualche anno, ho anche presentato una sua mostra che era a favore dei ragazzi Down, bravissima, con la partecipazione di Vittorio Sgarbi. Esatto. Lui è stato contento del progetto, anche perché ho visto la sua sensibilità proprio verso questi ragazzi. L'abbiamo fatta nel 2018 a San Polo di Piave, a Casa Vittoria, e è stata veramente un'emozione
anche perché ho avuto un'emozione per tutti, sì. un'emozione per tutti, sia per vedere Vittorio Sgarbi in un'altra versione da quella che siamo abituati a vederla in televisione, perché tutti lo vediamo così, ma in realtà è una persona di grande umanità e è stato molto molto anche, non gentile, ma comunque è stato anche molto vero. Io ho visto proprio una parte vera sua, anche emozionato quasi proprio da questi ragazzi. È stato anche gentile nel propormi anche delle prossime progetti con lui e, anche e di andare avanti con queste cose che faccio, di andare avanti con l'arte, di non mollare. Mi ha anche consigliato di puntare molto sul disegno, che secondo lui aveva un buon tratto, e di andare avanti bene, e che niente, lui ha promosso la mia campagna, come si può dire, il mio progetto e questa mia passione. Floriano, devo dire... Ed è stato, mi ha anche fatto una bellissima critica, un bellissimo Sgarbi non sbaglia mai. proprio per aiutarmi, ma proprio perché è stata una cosa detta dal suo cuore, insomma, e io sono stata proprio felice di questa cosa, perché veramente avere anche un certo parere da un critico come lui è stata una soddisfazione grande, grandissima, e lo ringrazierò sempre. Indubbiamente. Floriano, Valentina non è una che vive d'arte. Valentina si alza alle 5 del mattino e va a lavorare e poi dopo aver fatto le sue 8 o 10 ore, anche massacranti, perché è una che lavora non dietro la scrivania. Cerco di impegnarmi, faccio quello che devo, ognuno penso nel proprio, cerca di fare quello che può. Con quello che può, con quello che sa fare, no? Penso che Valentina sia un bel esempio di vulcanicità. Sì, è vero. Grazie Floriano. Beh, che noi ci conosciamo da un po', Floriano. Sì. Ecco, questa idea della trasmissione, anch'io non posso che, come diceva il dottor Grasso, apprezzarla. Anche col dottor Grasso, che adesso scusa se ti interrompo, ma sto portando avanti un progetto prossimo anno sulla Divina Commedia. Lo seguo perché è una grande persona e sono lusingata a farne parte dei suoi progetti, quindi... Io l'ho intervistata una volta, non l'ho più chiamata perché parla sempre lei. Mi hanno detto, Bruno, parli sempre te, ho trovato chi parla per me. Chi ti ha dato No, prego, no, ecco, concludi. Stavo dicendo, a proposito del dottor Grasso, visto che tra le varie attività che ha svolto ce ne sono tantissime, ha curato anche il padiglione dell'Armenia nel 2017. Ovviamente dal punto di vista dell'arte voglio ricordare che noi abbiamo dei grandi legami per quanto riguarda il mondo del vino e molto dobbiamo riconoscere all'Armenia per la storia che deriva, considerato che tutto sommato l'origine la riconduciamo a quelle zone. E per dire che si sposa benissimo l'arte della produzione del vino e tutto ciò che si è costruito intorno al vino con le espressioni artistiche a 360 gradi. E io credo che difficilmente oggi anche una cantina stessa riesca a distinguere tra quello che è solo la produzione e quello che è uno spazio espositivo, uno spazio per l'approfondimento dei temi che possono essere di attualità, ma possono essere l'approfondimento legato alle pubblicazioni recenti o della storia, e quindi io credo che il mondo del vino si sposi benissimo a tutte le espressioni di cui si occupa anche il dottor Grasso. Dottor Grasso, lei come riesce a frenare il vulcano Valentina quando la chiama? Ma sai, io ho lavorato 25 anni con Sgarbi, quindi sono abituato. Certo. No, certo. Ma anche Giorgio è un bel tipo, sa tenere a bada le cose. Sì. Bene. È importante divertirsi anche. Io spero, dottor Grasso, che lei possa condividere con noi l'esperienza che andiamo a fare in qualche momento, magari noi la chiamiamo. Non c'è dubbio, anche perché considero importante parlare di arte, quindi sarò sicuramente a vostra disposizione, anche perché ci sono anche delle battaglie da portare avanti. Posso dire una cosa? Sì. Ad esempio, io sto iniziando una raccolta di firme in tutta Italia per presentare una proposta di legge per fare in modo che i musei e le mostre siano gratis per gli italiani, che considero ridicolo che si debba pagare per andare a vedere le nostre cose. Bisogna far pagare gli stranieri, semmai aumenti il biglietto agli stranieri, tanto in genere sono soprattutto gli stranieri che vanno nei musei.
Quindi inizierò questa raccolta di firme e mi farebbe piacere che parlassimo di questa cosa anche, perché è fondamentale. Non è giusto che uno va a Venezia, di Venezia paga per entrare nei musei veneziani, un veneto paga per entrare nei musei veneziani o nei musei delle altre città come Padova, eccetera. Quindi è una battaglia che voglio fare. Ecco, questa è una proposta molto forte. È una proposta molto forte, chiaramente ne parliamo e approfondiamo anche questo tema. Io Devo direi dire che ho già avuto il consenso del vice sindaco di Verona, del sindaco di Garda, di molti parlamentari, perché è una cosa importante, cioè, la gente, il popolo ha bisogno dell'arte e non puoi andare ogni volta a spendere quelle cifre perché poi non ci vai più, mentre invece l'arte va vissuta. E soprattutto l'arte è di nostra proprietà, siamo i padroni del mondo dal punto di vista dell'arte, facciamo pagare i nostri ragazzi, gli studenti, le persone, chiunque vuole andare a vedere un museo lo facciamo pagare, poi uno non ci torna più, mentre invece quando vai a vedere un museo o delle opere d'arte devi tornarci più volte, devi viverla l'arte. Certo, allora io tornerò a lei per i saluti, passo la parola a Floriano al quale faccio la domanda. Guarda, non ti chiedo qual è la città del vino che ti piace di più, perché sarebbe antipatico per le altre. Però ti chiedo però nei tuoi viaggi all'estero, qual è stato il momento più emozionante per il tuo ruolo di presidente di Città del Vino? Allora, io sono giunto a questa conclusione. Chi ha il vigneto sul proprio territorio ha una grande fortuna. Basta guardare alle mie spalle, non si tratta di una presenza arborea, diciamo così, banale, si tratta di un ricamo. E tutti i territori di pianura o di collina che siano hanno le loro particolari caratteristiche. Certo c'è chi si è avvicinato e ha approcciato alla produzione più recentemente, c'è chi ha una storia più lunga. Torno a dire, se andiamo in Armenia e se andiamo nella zona dell'Areni ci rendiamo conto di una storia lunghissima che è di secoli e secoli. Dalle nostre parti penso che ci siano le testimonianze romane che sono ancora disponibili per tanti, tornando ai musei e all'arte. Ci sono delle situazioni che rimangono anche impresse. Penso alla città europea del vino di quest'anno. Allora, l'anno scorso, come dicevo, la città europea del vino era la zona del Sannio e quindi della produzione della Falanghina, e quest'anno la città titolare è Aranda de Duero, che è in Spagna, ma noi normalmente ne riconosciamo due, una titolare e una di un territorio emergente. L'altra è Krikova in Moldavia. Se voi andate a Krikova, questo paese ha il paese sta sopra un promontorio e sotto ci fu una grande cava per ricavarne le pietre per le costruzioni. Quindi c'è una galleria che è di circa 120 km. Buona parte di questa galleria è dedicata a cantina. Ci sono addirittura 6 km dedicati alla produzione dello spumante col metodo classico. Quindi cose che sembrano impossibili o comunque che vanno scoperte e che sono dei grandi patrimoni, perché in quel caso lì c'è una storia che è molto lunga. In Italia ne abbiamo tutte le aree, tutte le città del vino hanno la loro storia, ci sono quelle più riconosciute e quelle meno conosciute, però sia la particolarità dei vitigni e quindi le produzioni che sono specifiche del territorio, sia il contesto anche urbano, artistico, architettonico collegato, fanno sì che ogni territorio possa dire la sua. Allora, vuoi fare gli auguri di buon Natale e di buone feste ai nostri ascoltatori? Sì, come si diceva, non è che sia un Natale come tutti, è un Natale molto particolare, tant'è che lo dobbiamo vivere in una situazione di cosiddetta zona rossa, però ecco, io penso che dobbiamo guardare sicuramente in prospettiva nella logica della nascita, perché il Natale è nascita o più rinascita è a Pasqua, diciamo è nascita, quindi vuol dire partire, non ripartire, partire
e costruire. Allora io penso che dobbiamo, sulla scorta anche dell'esperienza che abbiamo fatto in quest'anno molto particolare, partire con una rinnovata volontà di andare oltre. E è fondamentale, citavo prima il comune di Vo che si è iscritto a Calici di Stelle, è fondamentale non arrendersi. Ecco. Dottor Grasso, a lei il momento finale per gli auguri. Beh, auguri a tutti e credo che proprio a questo Natale che ha bisogno di veramente tanti auguri, perché è il Natale più anomalo che abbiamo vissuto e quindi dobbiamo sperare che tutto passi velocemente per ritornare alla vita di prima. E quindi auguri a tutti e viviamo questo Natale con la forza che ci contraddistingue di solito. Valentina? Beh, io posso dire che anche nel male o nel bene, comunque in qualche modo, l'importante è sempre non perdere lo spirito che abbiamo dentro, perché il Natale ci dovrebbe insegnare a mantenere lo spirito anche di solidarietà, di fratellanza con gli altri, che è molto difficile ed è duramente messo alla prova quest'anno. Certo. Però io sono fiduciosa e quindi io auguro a tutti un Natale bello, sereno, cordiale e un termine anche di fine anno nel modo migliore che uno possa fare anche in questo momento, secondo me. E allora io termino ringraziando il dottor Grasso per essere intervenuto. Grazie a voi. Valentina Grazie a voi. Vendrame, Grazie e ci mille. vedremo presto. Grazie. Floriano Zambon, e auguro alle città del vino, al mondo intero, ma in particolar modo voglio augurare alla mia città Conegliano, un buon Natale per Buon tutti. Natale a tutti e voi. un felice anno nuovo.